Allora, eccoci qua, tornati in diretta alla nostra rubrica del Memento. Allora, apriamo parlando di risparmiatori truffati, Ermanno, un altro capitolo, un'altra pagina. No, sempre la stessa pagina, soltanto che repetite Juvent, cioè vediamo che se si è mosso qualcosa in questo momento, in questo periodo, è un anno nuovo, si spera sempre, la speranza è dura l'ultima a morire, che questo governo riesca finalmente a sbloccare un po' di fondi per restituire parte delle truffe che queste banche hanno fatto ai propri correntisti. Ecco, quello che mi meraviglia è che ancora ne sono andato in galera. Questa è la cosa peggiore, perché se lo fa un cittadino normale, una truffa di questo genere, buttano via la chiave. Caso strano, questi qua sono sempre protetti. E quindi abbiamo con noi il nostro ospite. È un gradito ritorno, Patrizio Miatello. Buonasera Miatello, grazie di essere qua. Associazione Zellino da Onara 3 o terzo. Ha ancora i capelli lunghi, non li abbiamo ancora tagliati. Ma diciamo che sì, non li ho tagliati perché fin tanto che non viene attuato il fondo e quindi non c'è la concretezza che i soldi arrivano, certo, non li taglio. Ricordo sempre che ho fatto un voto a Sant'Antonio a Campo San Piero che come i risparmiatori avevano di ritorno il risparmio, li avrei tagliati. Ecco, allora, adesso c'è questo fondo indennizzo risparmiatori, sì. FIR. Allora, quello che è stato presentato dal governo, la soluzione che prospetta il governo, vi soddisfa? Cosa prevede? Allora, diciamo che è stato semplificato al massimo, quindi è quello che noi abbiamo sempre chiesto fin dall'inizio, perché utilizzando i conti dormienti noi dicevamo ci sono i soldi presso le banche che sono stati dimenticati, prendiamo quei soldi, li diamo ai risparmiatori truffati. Siccome la truffa è stata confermata, una truffa colossale di massa, deve esserci la massima semplificazione. Naturalmente c'è stato questo passaggio fra la Camera e il Senato, che alla Camera il fondo prevedeva un arbitro Consob, e poi al Senato è stato cambiato completamente, quindi hanno detto non mettiamo più nessun tipo di controllo, va direttamente al MEF e quindi massima semplificazione. Questo è un bene, naturalmente lo dobbiamo vedere però nel decreto attuativo. Perché? Perché la semplificazione bisogna capire come la fanno, cioè se io faccio la domanda dichiarando che sono socio, punto e basta, e poi loro fanno i controlli, va bene. Se dopo invece bisogna fare tutta una serie di pratiche, ecco, bisogna vedere, certo, anche perché nella legge hanno praticamente levato la possibilità che ci sia un supporto legale. Quindi gli avvocati sono fuori da questo. Cioè diciamo che il risparmiatore può accedere alla richiesta senza necessariamente avere una tutela giuridica. Quindi può farlo diciamo con un'associazione direttamente, ma bisogna vedere, questo deve essere tradotto, che deve essere talmente semplice. Ecco, questa semplicità che va benissimo perché conferma che loro dicono siccome c'è stata sta truffa non serve fare tanti controlli, andiamo per buono e diamo il 30%. Ecco, la interrompo un attimo perché abbiamo incontrato il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci e gli abbiamo chiesto appunto di questo fondo indennizzo risparmiatori. Sentiamo come ci ha risposto. A tutti coloro che hanno azioni
ovviamente che hanno detenuto azioni di Veneto Banca e di Popolare Vicentina e sanno che potranno avere un rimborso diretto, quindi facendo una semplice domanda, e gli verrà erogata una somma pari al 30%, quindi in maniera anche, direi, estremamente veloce, che poi erano quello che volevano i risparmiatori. Ci sono situazioni difficili anche di crisi familiari di chi ha perso tutto, quindi vogliamo andare incontro a queste persone. Ecco, ma c'è una commissione comunque che valuterà tutto questo? Tutto passa adesso attraverso il Ministero, perché prima con la Consub avevamo previsto, e la norma l'avevo scritta io, 10 commissioni con l'arbitrato, con una velocità anche di verifica delle domande. Adesso l'erogazione sarà diretta, quindi direi ancora più veloce. Ecco, tempistiche, quali sono le scadenze adesso? Adesso ovviamente i tempi sono un po' dilatati nei primi mesi, ma penso che già da giugno potranno essere erogati i primi rimborsi. Servono i decreti attuativi anche qui? E qui adesso c'è tutta la parte, diciamo, di regolamentazione. Okay. Ecco, bene, è stato un po' evasivo nell'ultima parte sulle tempistiche dei decreti attuativi e anche sulla commissione, le commissioni che dovranno valutare queste richieste, no? Ma io, diciamo, direttamente col sottosegretario Bitonci devo solo e sempre ringraziarlo, perché comunque io sarei in debito con Bitonci, perché grazie a Bitonci 560 risparmiatori hanno già avuto 25 milioni di euro, quindi su come aveva gestito diciamo, il fondo, certo, utilizzando i 25 milioni del fondo precedente, sono state salvate 560 persone. E io dico salvate perché effettivamente è così, perché chi ha problemi, grossi problemi, anche un 30% può fare la differenza. La differenza, ecco, Bitonci faceva riferimento a dei casi anche appunto della necessità di fare in fretta, ci sono dei casi critici. Lei ha toccato con mano oggi, no? Sì, io questa mattina io sono stato chiamato da un nostro associato che, diciamo, non mi aveva mai raccontato la sua storia, per me era uno dei tanti risparmiatori, e invece questa mattina purtroppo ho visto la situazione. Questo è un risparmiatore, un imprenditore che aveva 800.000 euro dei suoi risparmi in quote di Veneto Banca che garantivano il fido della sua società. Quando c'è stato la cancellazione del valore, l'azzeramento del valore, Veneto Banca gli ha chiesto, gli ha detto: attenzione, tu non hai più la copertura per il fido di 800.000 euro, devi mettere altri 800.000 euro. Ma come? Ha detto, ma se io avevo nelle quote della società e voi me le avete azzerate, adesso cosa mi chiedete? Non esiste. Nel frattempo che lui discuteva gli hanno chiesto il rientro, chiesto il rientro, chiuso i fidi. In 6 mesi questa ditta è fallita, 60 dipendenti, un'impresa leader nel settore mobiliare, e oggi, quindi l'altro ieri, gli è arrivato il decreto ingiuntivo perché lui aveva fatto la firma su questa ditta che era una SPA. Quindi, siccome la SPA è fallita, ora è stato cartolarizzato il suo debito, da 800.000 euro è stato venduto alla Claris SME di Conegliano a 80.000 euro e questi adesso gli chiedono 800.000 euro. Questo non ha i soldi, li portano via la casa. Allora io dico, a caratteri cubitali, queste sono le situazioni che io avevo previsto e per cui ero sempre stato al di sopra di tutto e di tutti, anche quando qualcuno aveva qualcosa da dire nei confronti dei conti dormienti, del fondo prima, adesso, eccetera. Io dico alla politica, ora, attenzione, entro il 31 gennaio quel fondo deve partire, perché come questo signore qua ce ne sono 25.000. Questo è già morto, questo è morto, se
questo è defunto, perché 60 dipendenti a casa, la ditta è morta, di queste ditte ce ne sono 25.000 in Veneto, nel nord-est. Vuol dire che se questo fondo parte, quel 30% lui può garantire e pagare il suo debito, perché può fare una transazione. Questo la ditta è morta, ma le altre 25.000 che sono vive, quel 30% possono continuare a vivere. Quindi il fondo è drammaticamente necessario entro il 31, deve partire. Diciamo che non tanto per rimborsare quelli che sono stati truffati, ma perché incide negativamente sull'economia del Veneto. Perché bisogna salvare il Veneto. Sì, bisogna salvare il nord-est, perché questa è stata una delle prime cose che abbiamo detto, se ti ricordi. Perché l'imprenditore, io mi ricordo quando ero a Confindustria, e nel 2010-2011 c'erano le assemblee di Confindustria e Unindustria e ti dicevano, mostravano la situazione di Veneto Banca, Popolare Vicenza, con noti economisti, Bordin, con Giannino del giornalista, che facevano sopra il palco, dicevano le banche venete sono le migliori al mondo, ma anche se non vi danno credito dovete mettere i vostri risparmi, dargli una mano. Quindi tutti hanno messo i loro risparmi, oppure c'è stato anche chi, per avere il fido, le banche gli dicevano tu mi dai il 10, il 15% di quello che sconti e lo metti e ti compri le azioni. Quando è crollato tutto, gli hanno portato via un 15% dei 7, 8, 10 anni, che un 15% su un'attività vuol dire portare via tutto, per poi azzerare tutto, e adesso gli ha ritirato i fidi. Queste sono 25.000 aziende, signori. Ecco, e Confindustria e Unindustria, complici di questa situazione, inconsapevoli, consapevoli, non lo so, però sicuramente questa è la situazione. E anche Banca Italia. Banca Italia sicuramente, Banca Italia, Consob, è certificato, la truffa colossale di Massa è certificata, cioè non c'è nessuno che può dire diversamente. Ora dobbiamo tirarsi sulle maniche. C'è stata questa fortuna dei conti dormienti che qualcuno diceva che io sognavo, no? Invece i soldi ci sono. Invece, per fortuna che coi conti dormienti sto 1,5 miliardi è stato messo tutto, ma questo può salvare perché col 30% io faccio un concordato, perché tu SGA, invece di cartolarizzare a queste società il 10%, ecco, per i telespettatori spieghiamo che la SGA è la società che ha preso i debiti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. E quindi ci sta facendo dei grossi affari, perché li ha comprati a 2 lire, a 2 euro, e adesso chiede soltanto da un creditore, chiede 80.000 euro. Quindi allora, se alla stessa cifra veniva ceduto il debito ai creditori, avremmo risolto il problema. Quindi diciamo che questa società è un po' birichina, giusto? No, è molto birichina, ecco. Ma questo è permesso dalla legge. Il governo, sì, ho capito, ma le leggi si cambiano. Appunto, allora ci troviamo di fronte a una truffa, perché se io ho un debito che viene comprato da un terzo per 4 lire e poi chiede a me decine di migliaia di euro, questa è una truffa. Che poi la legge, ci sia prevista dalla legge questo passaggio, ma siccome abbiamo una politica sicuramente molto sveglia e molto svelta, mi pare ormai sono passati 150 anni dell'Unità d'Italia e siamo sempre qua, sarà bene che la politica metta un freno a questa sorta di ulteriore truffa alla truffa precedente. E c'è un'altra novità, purtroppo, la dico stasera. 6 casi in questa settimana di nostri associati che gli hanno chiesto l'IMU, i comuni, del 2015-2016, pagati 3 su Veneto Banca e 3 su Popolare Vicenza, hanno gli F24 e ai comuni non sono arrivati i soldi. Quindi Popolare di Vicenza, questa non è una truffa reale?
Sì, ho capito, anche quella di prima era un'altra truffa. No, vabbè, quella si cercava di mescolarla attraverso una acquiescenza da parte allora, speriamo... chi ha comprato queste azioni in qualche maniera era corresponsabile. Questa cosa l'abbiamo superata. Ma in questo caso, se io do un mandato a una banca e questa banca non F24, la banca non paga e i soldi sono a disposizione, e la procura di Vicenza o quella di Treviso... No, ma questo è stato fuori adesso, non lo sa nessuno. Lo sapete bene. In diretta. Quindi allora diciamo in diretta, questa è un'esclusiva. Questo è un problema. È un'esclusiva. Se sono i 6 casi, non è un problema. Sono 6 sfortunati. Ma io ho paura che non sono i 6 casi, ho paura che l'hanno fatto sistematicamente sia Veneto Banca che Popolare di Vicenza. Quindi i casi potrebbero essere molto più numerosi. E questo diventa un problema politico, perché figuriamoci, io che ho pagato 500 euro nel 2015, mi trovo adesso il comune che mi chiede 1000 euro con la sanzione, perché non ho pagato, ma c'ho l'F24, è un problema tuo. Vanno da Banca Intesa non esiste più. No, Banca Intesa dice che lei chiederà fra 90 giorni, ma se devo pagare entro 60, se no raddoppia ancora. Questa è di questa sera, non è... Bene. Allora, detto questo, il fondo deve partire immediatamente. Bene. 30%, naturalmente diciamo che il 30% è sull'acquisto. Certo, quindi sul valore d'acquisto delle azioni. Ecco, c'è da sottolineare però che non vengono defalcati i dividendi, quindi uno, anche se aveva azioni vecchie, ha la possibilità di prendere qualcosa in più con i dividendi. Certo, prima era meglio perché prima c'era anche la rivalutazione e gli interessi. Però insomma, noi guardiamo a oggi. Concretamente è importante che tutto proceda e ci consenta a 2000 e quante aziende, 25.000 aziende, di poter continuare a operare, perché è inutile che venga distrutta un'economia che ci vogliono anni per crearla. Beh, comunque Miatello, entro gennaio speriamo nei decreti attuativi e noi ovviamente ci ripromettiamo, diamo l'appuntamento anche ai telespettatori, avremo Patrizio Miatello verrà a tagliarsi i capelli in trasmissione da noi. Speriamo. Ecco, però io comunque i capelli il 31 gennaio li taglio comunque. Perché se i risparmiatori prendono i soldi li taglio così, quindi li taglio al 30% così. Se non prendono i soldi e non viene attuato il fondo, i capelli li taglio così. E verrò giù da quel sopra che io mi sono sempre messo per il bene dei risparmiatori e per il bene del fondo, perché a me è sempre interessato il fondo. Ora, se entro il 31 non viene attuato, verrò giù anch'io nelle parti basse a dar colpi. Certo. Benissimo. Allora, chiudiamo qua questa parte dedicata alla questione bancaria. Adesso ne apriamo una un po' più breve dedicata alla Pedemontana Veneta. Pedemontana che continua ad avere dei problemi. Come è noto, il tratto di autostrada tra Tiene e Breganza è pronto, ma non viene aperto perché ci sono dei problemi di interconnessione, non si mettono d'accordo sul sistema da utilizzare con i pedaggi, ma c'è anche un'altra novità, e cioè che c'è un cantiere che rimarrà bloccato per almeno 5 mesi ed è quello nella zona di Altivole, di San Vito di Altivole. Dovremo avere in collegamento telefonico la dottoressa Marina Lecis, vicepresidente dell'ISDE, Medici per l'Ambiente e consulente ambientale. Buonasera dottoressa Lecis, ci sente? Buonasera, vi sento, certo. Grazie. Ecco, allora, senta, c'è questa novità, allora, quindi un cantiere che viene bloccato. Quali sono le motivazioni? Allora, le motivazioni che ho accertato sono state l'interruzione della rete irrigua dell'impianto biologico Kiwi, perché si tratta dell'azienda Piccolotto in località San Vito di Altivole, nonché anche l'interruzione della linea aerea irrigua.
di questo sistema. Facciamo però un passo indietro per capire. Non so se mi sentite o rimbomba. No, magari se la regia alza un pochino il ritorno qua in studio ci aiuta a sentirla meglio, ma comunque l'audio è discreto. Sì, ecco, io non Prego. lo so perché io ho messo in viva voce, Prego. non so se ho fatto bene. Ecco. Bisogna fare un passo indietro praticamente di un anno fa, quando il cantiere della Pedemontana è entrato letteralmente tagliando a metà l'azienda agricola Piccolotto di Altivole, e questo senza le autorizzazioni dei proprietari. Peraltro ero anche presente perché ero in sopralluogo, quindi è stato fatto un esposto in procura, e peraltro il 7 di febbraio è attesa la decisione, e contemporaneamente, contestualmente, anche la richiesta danni, in quanto è stato distrutto il Bosco della Speranza. Se ne è parlato moltissimo sia in TV che nei giornali, che era perché non c'è più, un lembo di bosco ormai naturalizzato, un impianto diciamo artificiale ma naturalizzato, che è scomparso sotto le scavatrici della Pedemontana. Ripeto, entrate senza le dovute autorizzazioni. E adesso la soluzione qual è a tutto questo? C'è una soluzione? Allora sì, per me come tecnico la soluzione c'è, nel senso che l'ha decisa il giudice, quindi è stato incaricato un consulente tecnico, un ingegnere del Tribunale di Treviso, che dovrà accertare appunto una soluzione o più soluzioni, perché non è che si dica no alla Pedemontana, attenzione, qui si sta valutando un aspetto tecnico di valutazione dei danni, di distruzione di questa azienda, e l'ipotesi di altre soluzioni, quindi di mettere, come dire, in sicurezza l'azienda e avere refusione dei danni, ok? Però c'è un altro fatto, che a suo tempo io non avevo ancora analizzato il valore dei servizi di visita alla natura, che ormai è un valore che si deve assolutamente valutare, e anche la perdita di produzione della coltivazione, questo all'inizio dei kiwi. Quindi è tutto ancora sospeso. Se il giudice ha deciso di fermare il cantiere per 5 mesi, vuol dire che è il tempo che deve interessare questo ingegnere e i vari studi per capire se ci sono soluzioni alternative. Benissimo, benissimo. Allora la ricordiamo per i telespettatori la dottoressa Marina Lecis, vicepresidente dell'ISDE, Medici per l'Ambiente, consulente ambientale appunto, e si sta occupando di questo caso. Grazie, noi siamo sempre a disposizione ovviamente per aggiornare i nostri telespettatori su quello che è anche l'andamento della Pedemontana, Miatello. Mi sembra di vivere sul mondo delle fiabe, perché come si fa a trovarsi in mezzo a un problema del genere con un'opera come la Pedemontana, questo mi sembrano. Comunque siamo in Italia. Siamo in Italia e stiamo ancora aspettando il cambiamento. Speriamo che arrivi. Aspettiamo il cambiamento, noi qui poi stiamo aspettando anche tutte le altre opere, ricordiamo il Mose, l'idrovia Padova-Venezia, l'ospedale di Padova, ma anche l'autonomia, perché siamo ancora in attesa anche dell'autonomia, e poi la questione dei PFAS, l'inquinamento, altra questione scottante, e poi il sistema metropolitano ferroviario, partito ma mai arrivato. Sì, comunque c'è una lista infinita di cose lasciate a metà, l'idrovia appunto, poi bisogna che la politica smetta di fare tempi di attesa che sono impossibili. Deve fare le cose, deve farle bene, deve farle con chiarezza, con trasparenza, e mi pare che oggi la cosa stia andando nel verso giusto. Abbiamo avuto un segnale non solo in Italia con questo governo, che per carità non è un governo perfetto, però è un governo che costringerà quelli che sono stati
i poteri dei governi precedenti a darsi una grossa una regolata e cercare di cambiare aria, che non è più tempo di clientelismi, perché la gente va sulla strada e manifesta. Certo. E diciamo che questa cosa è virale perché è finita in Francia. I francesi, anche se sono sciovinisti, comunque hanno capito che le giacche gialle sulla strada possono cambiare la faccia di un governo, e in questo senso il presidente francese deve stare molto attento, perché la cosa è estremamente complessa. Certo. Ma di questo ne parleremo immediatamente dopo questa puntata, e dopo la trasmissione prenderemo appunto in considerazione le giacche gialle francesi. Sì, adesso andiamo in pubblicità. Grazie ancora a Patrizio Miatello. La aspettiamo allora per il taglio dei capelli, e invece per i telespettatori qualche minuto di pubblicità, torniamo subito e avremo la nostra pagina politica, e dunque parleremo di questa contaminazione, di questa, come dire, c'è l'influenza ma c'è anche l'epidemia dei gilet gialli, ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.